Buonasera a tutti, benvenuti. Sono particolarmente felice di poter presentare la relatrice di questo pomeriggio, con i saluti di Maria Stella Rollandi, che non può partecipare perché ha in concomitanza un'altra manifestazione, e mi fa molto piacere perché abbiamo una relatrice veramente di eccellenza. Gabriella Iraldi è professore ordinario dal 76, storia medievale come insegnamento nel corso di laurea in storia, dove è docente anche di altre discipline. È stata direttore dell'Istituto di Storia del Medioevo e dell'Espansione Europea, presidente del corso di laurea in storia, direttore del Centro di ricerca in studi colombiani, membro del Centro interdipartimentale di studi canadesi e colombiani. Una quantità di cariche sempre esercitate con successo, compresa l'assessorato alla provincia di Genova alla cultura e ai rapporti con l'università e la partecipazione nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Ansaldo. Presidente del Centro di Studi Paolo Emilio Ottaviani sulle relazioni internazionali del Medioevo all'età contemporanea e presidente della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, membro del Centro di ricerca sul Nord America. Queste sono le cariche. Visiting professor in ogni parte del mondo praticamente, autrice di oltre 400 pubblicazioni e responsabile di una collana editoriale. Premio Antia 2004 e Premio Polis 2008. Questa è la sintesi del profilo di Gabriella Iraldi, quindi veramente una relatrice incredibile, che stasera ci parlerà di una vicenda altrettanto incredibile. Immagino che sentiremo delle cose molto nuove e diverse rispetto a quello che conosciamo di un libro che è famoso oggettivamente. Il titolo della relazione è Marco Polo, il mercante e il suo libro. E quindi diciamo tutta la conferenza ruoterà sul significato e la funzione dell'uomo di affari in quel periodo e del significato e la funzione di questo libro, Le Dévisement du Monde di Marco Polo. Quindi con grande piacere iniziamo questa relazione e con altrettanto piacere le diamo il benvenuto. Grazie. Grazie. Non vi dispiace se sto seduta, preferirei stare. Devo alzarmi per parlare, già che sarebbe poco differenza, comunque vabbè. Bene, sono contenta di essere qui a parlare di Marco Polo, perché è vero che era l'anno scorso l'anno di Marco Polo, ma non abbiamo avuto grandi celebrazioni a Genova per questo. E secondo me la cosa tutto sommato valeva la pena di essere ricordata, perché dopo tutto il libro è stato scritto qua. E il personaggio è stato in prigione qua, e, insomma è successo tutto qua. Poi che lui sia appunto veneziano e il romanziero, comunque l'estensore del libro sia pisano, però tutto è avvenuto a Genova. Allora mi sembrava giusto, salvo che siamo scivolati più avanti per ragioni tecniche, parlare di questo personaggio che comunque non ha una, diciamo, di questo personaggio si può parlare in qualsiasi anno, perché è un grande personaggio, anche perché c'è un mito che lo riguarda, per cui ogni volta che si parla di Cina viene fuori appunto Marco Polo. E allora uno potrebbe dire c'erano anche i genovesi a quell'epoca lì in Cina, ma non sarebbe molto in questo caso. Ma bisogna dirlo però, perché? Perché il libro, in realtà l'uomo esiste, lo sappiamo perché i documenti ci sono, riguardano la sua vita, di una famiglia di uomini di affari veneziana che si è mossa in Oriente, insomma secondo le tradizionali vie del rapporto, l'America è ancora lontana, del rapporto appunto con l'Oriente e le cose preziose che vengono da quel mondo. E quindi viene fuori questo, l'uomo esiste, però di fatto il mito che riguarda quest'uomo è legato al libro in realtà, quindi è la proiezione che il libro esercita, diciamo, sulla persona, perché la persona senza quel libro sarebbe certo importante, interessante, ma nessuno la conoscerebbe. Invece noi la conosciamo proprio perché in varie versioni, perché il discorso sarebbe lungo in questo caso, in varie versioni, in francese, in latino, insomma Colombo quando è andato al famoso viaggio americano e anche prima di questo viaggio, la copia del milione, del Dévisement du Monde, è ancora nella biblioteca colombina di Siviglia, quindi insomma il libro esiste anche in questo caso, aveva tra le sue letture questo testo. Perché l'aveva nelle sue letture? Perché è un testo, vorrei dire,
in qualche modo ambiguo, perché se voi leggete quello che è il risultato appunto del racconto che Marco fa, prigioniero dopo la battaglia di Curzola a Genova, e nelle stesse prigioni dove c'è questo Pisano che raccoglie tutto sommato il suo racconto, e questo racconto viene fuori in maniera molto strana. Il testo è un testo in certo senso ambiguo, perché è pieno di meraviglie, cioè racconta una storia di un viaggio e di una presenza di Marco in Oriente, però raccontata in una maniera molto, come dire, molto bene illustrata, tanto da rendere questo libro un romanzo in qualche modo, perché appunto il famoso Rustichello da Pisa, che è il romanziere, appunto è il romanziere che lui incontra nella prigione genovese, è un romanziere. Questo è il punto, cioè è molto interessante questo passaggio, perché anche tecnicamente interessante. Brevemente vi dico che è il passaggio che si studia molto, dall'oralità alla scrittura. Tu quando racconti una cosa, comunque diciamo c'è una parte orale all'inizio, poi chi scrive la può tenere esattamente come è nata, oppure in qualche modo quasi sempre la modifica, un po' per aggiungere cose, un po' per descrivere meglio. Ora, nel caso specifico si tratta di un testo che descrive le meraviglie orientali, diciamo, del mondo del Katai sostanzialmente, cioè della Cina, e delle zone che lui visita in modo particolare. Qualcuna non la visita, la inserisce comunque nel contesto, e queste notizie che sono raccolte in questo testo sono un'illustrazione di quello che chi va in Oriente trova sostanzialmente, sia come mondo sia come merci, perché questo è il punto fondamentale. Quali cose vengono raccontate in questo? Ci sono le meraviglie di cui questo testo viene illustrato, ma poi c'è il racconto di che cosa trova: la carta moneta, il pepe, diciamo tutte la seta, le perle, cioè tutte le cose che poi Colombo, volendo fare appunto un altro itinerario per arrivare in Oriente, cerca in qualche modo anche andando in Occidente. Quindi che cos'è questo testo? Perché è un testo effettivamente pieno di cose diverse tra di loro, ma molto suggestivo al punto che il testo è più che il personaggio, voglio dire, il testo che è il racconto che Marco ha fatto al suo compagno di prigionia. In realtà è il testo che poi è importante. L'uomo è certamente, perché le cose le ha fatte secondo questo testo, però noi, le ricerche su questo personaggio che ci sono state nel tempo sono conseguenza di questo testo. Quindi c'è un fatto tecnico molto interessante per chi studia i testi medievali, questo passaggio dall'oralità alla scrittura, che è un fenomeno che si trova molto nella cronachistica medievale, nel mondo medievale, in tutta la realtà. Se voi raccontate una cosa a qualcuno, questo qualcuno, fosse anche un giornalista, voglio dire, poi alla fine può in qualche modo arricchire, descrivere, parlare, e la stessa cosa succede a questo racconto. Quindi c'è molto, molto interessante. E poi c'è tutta la tradizione, questo diciamo della parte tecnica del discorso, cioè il libro sostanzialmente, c'è tutta la tradizione che questo libro si porta dietro, cioè che è un libro famoso subito, circola moltissimo e appunto si trova in tutte le biblioteche, tutti lo usano come una possibilità di accesso tutto sommato a questo mondo lontano. E allora diciamo perché poi questo discorso è importante. È importante perché ci trasporta in un'epoca precisa, e questo è un altro
i luoghi sono importanti. Ancora oggi di nuovo siamo con la Cina che è presente, diciamo, e dove adesso torniamo a guardare, si dice che si torna a guardare visto che l'Occidente resta un po' in difficoltà da tanti punti di vista. La Cina però c'è sempre stata, e a quell'epoca lì noi abbiamo appunto non solo questa testimonianza, anche prima forse di quest'epoca, dello scambio che c'è con questa realtà orientale. Ma io dico Cina, meglio dire Cathay in qualche modo, perché è una realtà un po' più diffusa in fondo, ma soprattutto è un momento storico importante, perché questa non è la Cina dei cinesi, cioè voglio dire i cinesi ci sono, ma è la Cina dei mongoli, cioè è una realtà politica completamente diversa, con una cultura sovrapposta completamente diversa, e con il grande impero che tutti sappiamo di Gengis Khan, che è dell'inizio del 200, poi la formazione di uno dei più grandi imperi della storia, no? nella zona orientale, in Persia, fino ad arrivare, poi i mongoli arrivano fino a Baghdad nel 1258, quindi arrivano vicini molto, no? E poi sulla Russia, sull'Ordadoro, sulla zona, diciamo, lo spostamento è nelle due direzioni, però i mongoli sono centrali in questo discorso, perché, e infatti quando Calvino poi scrive il suo famoso romanzo, non so, sulle cose, e dice sulle città, non le città che... E Marco Polo parla con Kubilai Khan in questo momento in cui Marco arriva, no? in questa zona, e parla con questo Khan, che è il Gran Khan, cioè è il più importante di tutta la categoria degli Ilkhanidi che regnano su gran parte del mondo in quel momento. Qual è la caratteristica di questa realtà? È quella che i mongoli sono aperti allo scambio, cioè mentre i cinesi a un certo momento, quando ritornano, poi chiudono, ma anche prima non erano così aperti allo scambio, invece i mongoli sono aperti allo scambio con l'Occidente da tutti i punti di vista, mercantile, politico. Per esempio c'è scambio di ambascerie per tutto il periodo, diciamo 200, fino a che loro restano, fino agli anni 30 del 300, scambi di ambascerie con l'Occidente, con il re di Francia, col Papa, eccetera, eccetera, per fermare i turchi. Cioè i mongoli sono una forza alternativa ai turchi, quindi in quel momento c'è la grande espansione turca, e quindi il rapporto tra Occidente e Oriente passa attraverso. Questo spiega anche perché noi abbiamo queste presenze, abbiamo queste testimonianze in realtà, non solo questa, ne abbiamo delle altre, ma comunque questa entra in un discorso di qui. Quindi c'è questa, da una parte, una storia occidentale, diciamo centro-occidentale, che sviluppa determinati caratteri di cui Marco diventa l'elemento, in quel momento un elemento significativo e importante. E dall'altra parte c'è un impero, diciamo così, ricchissimo per varie ragioni, aperto all'incontro, allo scambio. Allora, succede, i mongoli vanno tutti, voglio dire, non solamente i mercanti occidentali, loro prendono da tutte le parti, persiani, artigiani di tutti i tipi, arrivano anche i missionari, insomma, quelli che... perché poi loro sono aperti, essendo degli animisti, poi in fondo aperti a qualunque religione, per esempio, aperti allo scambio economico. Quindi studiare l'impero mongolo effettivamente è molto interessante, perché è un momento di grande scambio, di grande apertura. Allora, come ci si arriva? Allora, noi siamo in questa fase per cui alla fine del XIII secolo, cioè alla fine del 200, nel 1200. Sono gli anni in cui si muove Marco, ma i suoi padri e zio si erano mossi anche prima. Dobbiamo tenere presente la carta. C'è la carta, sì, perché io devo usare anche questa cosa. Voi avete una carta che vi fa vedere
degli itinerari che si possono seguire, per anche adesso in realtà, che si possono seguire per muovere da Occidente verso Oriente. La cosiddetta via della seta, che non è una, sono più itinerari che uno può fare, deve ovviamente può passare in tante, lì ci sono alcuni itinerari, non solo quelli che fanno il polo, ma anche poi gli altri che vanno o contemporaneamente o dopo di lui, e lasciano descrizioni di questo mondo in realtà. Quindi noi abbiamo il libro di Marco, ma abbiamo anche Guglielmo di Rubruck, altri che vengono mandati o dal Papa o dal Re di Francia per andare a vedere chi sono questi personaggi, come vivono, e raccontano appunto come vivono loro. Questo naturalmente è un prodotto diciamo recente di ricostruzione. Poi noi abbiamo le carte, comunque, questa è un po' più tarda, questa qui del Maggiolo, ma insomma le carte dell'epoca che ci dicono che sono queste che voi vedete, un genere così un po' più, un po' meno, vedete qui c'è con i simboli che indicano, no? Le varie presenze, cioè, e le carovane che vanno. Qui abbiamo l'Atlante catalano, appunto della fine del 300, che illustra come il mondo è fatto. Naturalmente i cartografi, che a Genova in quel momento sono molto forti, ma anche in altri posti, sono informati di tutte queste cose, un po' dai tempi passati, ma anche da questi uomini di affari che vanno e ogni volta gli raccontano dove si passa, come si... Quindi non è ignoto niente, cioè tutto è ignoto e niente è ignoto completamente. E quindi c'è questo movimento, io ho raccolto così 2 o 3 illustrazioni per far vedere come queste illustrazioni sono una illustrazione in fondo del libro del milione, perché quello che vi ho fatto vedere è uno scambio praticamente mercantile. Questi sono gli uomini strani che vengono descritti dentro, gli uomini con la testa di cane, gli uomini con le gambe lì, cioè c'è tutta un'illustrazione come se in quel mondo lì si raccogliessero tutte le meraviglie, tutte le stranezze. D'altronde nessuno lo conosce, lo conosci fino a un certo punto, e quindi poi quando lo illustri ti puoi divertire in qualche modo. Ecco, poi qui c'è l'immagine di una tenda, appunto, come vivono tuttora, se voi andate, in questo momento non lo so, ma io quando sono andata nella Mongolia interna, appunto, vivono in queste tende, no? Le yurte, queste tende fatte così, e tuttora io li ho visti vivere ancora in questo modo, i mongoli. E poi il cavallo, vabbè, così, e poi questa raffigurazione mette insieme Marco, diciamo, e Kubilai, sarebbero queste. Però, insomma, è solo per darvi un'idea che comunque ci sarebbe anche una parte figurativa, tutto sommato, che cresce su questa realtà. In ogni caso noi abbiamo, in questo momento specificamente della fine del 200, la seconda metà del 200, una grande apertura del mondo, cioè è un momento nel quale si muove tanto in tutte e 2 le direzioni, non solamente da parte nostra, ma anche qualcuno viene anche da noi, per esempio il famoso nestoriano Rabban Sauma, che viene qua e vede il Sacro Catino e lo descrive nel suo viaggio, cioè è uno che è venuto da là fino da noi. Poi ci sono gli ambasciatori, eccetera, e viceversa, ovviamente c'è questo movimento. Non solo il veneziano, però il veneziano perché è importante in questo momento? È importante per il suo libro, appunto, perché l'uomo d'affari è una figura difficile da collocare nel mondo medievale, cioè è importante, perché noi studiamo queste cose, diciamo, i mercanti, gli uomini di affari, eccetera. Però nel mondo medievale, non solo in quello, la figura dell'uomo di affari è una figura discussa, non è che è al vertice della società, perché noi a volte viviamo di immagini
posteriori, diciamo, successive, ma in realtà l'uomo d'affari, il mondo medievale è fatto a categorie molto precise, eccetto che appunto, nelle città mercantili italiane dove governano questi personaggi e quindi diventano l'aristocrazia in qualche modo locale, poi dappertutto l'uomo di affari è in una situazione socialmente diversa e anche molto discussa, perché è l'uomo del denaro. Essendo l'uomo del denaro, e il denaro essendo pericoloso, oggetto, diciamo, di condanna da parte per via dell'usura e di tutte queste questioni che sono legate, che in questo periodo sono fortissime, cioè sono questioni che si discutono. Pensate a San Tommaso che discute di questi problemi, cioè il problema del prestito, dell'usura, del denaro, come tu devi considerare il denaro. Allora, l'uomo d'affari è sempre quello colpevole, anche adesso in realtà, cioè l'uomo che maneggia il capitale è sempre una figura pericolosa, diciamo. A maggior ragione se noi andiamo indietro. È chiaro che la società, soprattutto quella europea, non è come quella che noi troviamo a Genova, a Venezia, a Pisa, cioè in alcuni posti dove senza denaro praticamente sei l'immagine della morte, come dire, cioè devi avere il denaro per contare veramente qualcosa, usarlo, investirlo, eccetera. Ma quindi nascita del capitalismo. Ma invece poi il resto del mondo, il resto dell'Europa stessa è fatto di monarchie, quindi di gente che tesaurizza, e se non ha qualcuno che fa per lui determinate cose di scambio o di prestito o di investimento, vive di consumi, quindi ha sempre bisogno in realtà di questo. Però la figura è molto discussa e noi abbiamo appunto nel 200, ma anche nel 400, adesso quando anche si afferma questo modello, una discussione sulla ancora oggi la discussione, no? Il capitale è pericolo e il capitalista, per l'amor di Dio, e l'uomo di affari bisogna stare attenti. In qualche caso è anche vero, devo dire, perché insomma, se guardiamo le cose che capitano, no, di questi tempi e anche in altri momenti. Quindi è una figura discussa. Quindi anche trovare questo personaggio, che è la cosa interessante in realtà di questo testo. Il protagonista di questo testo, viene detto all'inizio, è Marco, figlio appunto di che è diventato praticamente un funzionario dei mongoli. Come facevano i mongoli? I mongoli di loro c'era un certo numero di persone che lavoravano, ma in realtà tutta la gente che lavorava per questo impero veniva da tutte le parti possibili, a seconda. Quindi Marco diventa, per molti anni, per una ventina d'anni, diventa un funzionario, è per quello che può raccontare tutte le cose che ha visto girando fino all'India, posti che anche non vede, e qui arriviamo poi a dire perché lo racconta. Ma insomma racconta l'Oriente nella sua, vorrei dire non totalità, ma insomma in una ricchezza di informazione che è difficile. Noi possiamo avere informazioni per quell'epoca lì dagli atti notarili, per esempio dei genovesi o cose del genere. Qualche anno dopo ce l'abbiamo anche dal famoso testo di un fiorentino, che è un altro che si mette lì e scrive, non c'è mai andato, però raccoglie informazioni su come si arriva al Catai, no? E quindi che cosa si trova per la strada, che è Francesco di Balduccio Pegolotti, un famoso testo di mercatura che esiste. I testi di mercatura esistono perché sono la raccolta, sono come le carte, e sono la raccolta dei dati che tu devi avere a disposizione se vai in quei posti dove praticamente devi sapere tutto quello che ti può succedere o anche quello che puoi fare in realtà. Quindi se ti puoi portare una donna, per esempio, ci sono le cose più strane, come si misurano determinate cose, oltre alle merci che puoi incontrare, se devi dare dei soldi a qualcuno per avere dei permessi, cioè c'è tutto in queste cose. Quindi e queste sono le cose interessanti di quell'epoca, perché le carte ti danno un'immagine, diciamo, relativa di questa, non è che hai dei tratti precisi, delle indicazioni precise, hai una, diciamo,
un'indicazione per quello che tu puoi fare, che tipo di strada, però ogni volta devi passare determinati paesi diversi, usi diversi, eccetera, prima di arrivare appunto. Però insomma Marco e i suoi parenti peraltro ci sono prima di lui arrivati, e lui appunto sta lì tanti anni e quindi raccoglie una messe di informazioni notevolissima e la riversa appunto a questo personaggio stranissimo che è questo Rustichello da Pisa, che è uno che scrive romanzi, ecco. Quindi scrive storie meravigliose, storie inventate, storie piene di meraviglie, e caccia dentro a questo, che cosa? A questo racconto appunto storie che riguardano incontri che si possono fare, modi di vivere, c'è tutto quello che si può, e appunto tutte le stranezze anche di personaggi o animali strani, prodigiosi, tutte queste cose. Allora uno si domanda, che sono domandati in tanti, non sono io che me lo domando, che cosa è veramente questo libro, perché qualcuno ha detto è un'invenzione in fondo, cioè uno si mette, un letterato, chiunque, se tu vuoi ti metti e raccogli un po' di cose e scrivi una cosa qualsiasi, però il personaggio esiste, nel testamento di Marco Polo ci sono, perché poi abbiamo i documenti, non è che non li abbiamo. Lui ha lo schiavo tartaro, ha le lastre doranti che gli erano state date per poter girare, come una specie di passaporto, insomma, per poter girare. Cioè, ci sono cose che ti dicono in realtà che questa cosa ha una sua verità, tutto sommato, una sua verità di fondo. E quindi uno segue, lo legge con attenzione e vede quello che ha visto. Devo dire, mi spiace che non ci sia la Stella, ma comunque, perché essendo lei di storia economica e avendo seguito molto queste cose, Franco Borlandi, che è stato il caposcuola, diciamo, di questi, no? Di queste, tra i vari che si sono occupati del libro del milione sostanzialmente, che si chiama veramente Devisement du Monde, cioè una descrizione, una specie di enciclopedia tutto sommato del mondo. Milione solo perché è un soprannome derivato dai Polo, ma non ha niente a che vedere col testo stesso. L'ha studiato molto bene Franco Borlandi tanti anni fa questo testo, e ha visto che su 234 capitoli che ci sono riguardanti varie cose, compreso il petrolio, non lo so, tutte le varie cose che vengono trovate descritte sostanzialmente in questo, il prete Gianni, tutte queste immagini favolose anche che noi abbiamo. 109 di questi, cioè una parte cospicua di questi capitoli riguardano il mercato. E allora l'ipotesi che è stata fatta da lui e che secondo me è la più attendibile di tutti, comunque la si prenda, è che all'origine ci sia il libro di mercatura, cioè ci sia quel testo famoso che vi dicevo prima. Noi abbiamo, ce ne sono degli altri oltre a quello che citavo prima di di Balduccio Pegolotti. Questi testi li fanno apposta, c'è una memoria pisana, una memoria veneziana, ce ne sono diversi, e poi successivamente ancora, perché chi va da qualche parte deve avere una guida in qualche modo per sapere. Quindi è probabile che non si, perché appunto, dipende da come tu prendi questo testo. Se lo prendi senza sapere le cose, diciamo così, senza avere una cognizione precisa di quello che sono le relazioni in quel momento lì, di quali sono diciamo, la crescita spaventosa dell'Occidente in quel momento, nell'espansione generale, perché questo è il vero, cioè i cosiddetti orizzonti aperti della fine del 200 esistono, perché non è che si va solamente in Oriente, ma si comincia a viaggiare anche un po' nell'Atlantico, cioè non è che proprio il mondo, il mercato spinge nella direzione del movimento, in una dinamica di relazioni, quindi di conoscenza del mondo. Questo è molto importante, la funzione dell'uomo d'affari da questo punto.
quello che si muove realmente, che sono sempre poi personaggi di un certo rilievo che si muovono, perché tanto devono fare tutti i testamenti prima di partire, perché effettivamente sono viaggi, perché uno sta via, già il viaggio di per sé ci vuole un anno per arrivare e più, e poi tornare ce ne vuole un altro, quindi 2 o 3 anni in ogni caso ci vogliono, più se uno, come nel caso di Marco, sta via tanti anni, può essere morto, perché tu non sai niente di questo, perché non hai informazioni come noi possiamo pensare oggi, non ci sono. Per questo testi come questo diventano fondamentali, perché sono più piccoli o più grandi, ma insomma questo è veramente un testo molto prezioso e ricco, diventano fondamentali, perché tu, facendo pure la scelta di quello che vuoi sapere o non sapere, hai una tale quantità di materiale, perché il viaggio è lungo e quindi tu passi per diversi paesi, ti dicono quello che devi fare, che cosa puoi incontrare, insomma tante leggende che noi poi alla fine ci portiamo dietro, leggende o comunque temi importanti del rapporto con l'Oriente, nascono dal libro di Marco Polo, perché è un testo dove si inseriscono tante notizie di tipo diverso, che tu puoi prendere per buone o no, insomma, oppure no, formiche giganti, animali strani, fantasiosi, mostruosi, uomini ancora più mostruosi, quindi c'è la sensazione che è un altro mondo, come in effetti è, perché se uno va in Cina, ancora, se vai in questi paesi orientali, tu hai la sensazione di essere in un altro mondo, ancora adesso che il mondo è omologato da tutti i punti di vista. Quindi questo testo ha un peso, e il fatto che sia subito preso in considerazione, copiato, distribuito, insomma è uno dei testi come la Bibbia, diciamo, come la leggenda aurea, sono quei testi del Medioevo che tu hai in quantità di copie enorme. Pensate che appunto sono a mano questi testi, quindi non sono, quindi vuol dire la diffusione di questo fenomeno. Perché? Perché l'Oriente è, nella dimensione generale dell'idea di quel tempo, del mondo che è un po' più piccolo, secondo, cioè ne conosci solo una parte, questo è il luogo delle ricchezze, è il luogo di tutte le cose belle, ma anche di tutte le cose più care, vorrei dire, più costose, più raffinate, insomma tutto passa in questa dimensione, quindi l'Oriente è il grande sogno poi di tutti, quindi oltre al fatto che abbiamo notizie che ti dicono che tutto sommato potrebbe essere originato da un testo specifico un po' più triste, diciamo, dal punto di vista dell'illustrazione, ma che però è il nocciolo, è la base di tutto, e dall'altro ti mette in condizione di capire meglio lo sforzo che viene fatto, no? Perché queste sono effettivamente operazioni, non la fa solo Marco Polo, appunto Marco Polo diventa l'emblema, no? Il simbolo di una realtà in movimento, cioè il mercato e il capitale, cioè questo è il mondo che sta diventando il nostro mondo sempre di più, quindi ha un significato che va oltre la semplice meraviglia che ti può fare questo testo, e ti fa ragionare ovviamente su cose che tu sai per altre vie poco, perché non sappiamo, meno male che ci sono i notai genovesi che colgono sempre memorie di quelli che fanno atti prima di partire, testamenti prima di partire e così via, affari sostanzialmente, perché se no noi non sapremo effettivamente niente di quel mondo, poco di quel mondo lì, perché i testi che riguardano la parte orientale sono pochissimi, Giovanni Pian del Carpine o Rubruck, cioè sono un po' questi frati che vanno a guardare, a descrivere, oppure questo testo è importante. Questo spiega perché ci sia una durata di questo fenomeno
come dire, e che Colombo 200 anni dopo se lo porti dietro, cioè sono 200 anni, 2 secoli dopo. Quindi lui parte con questo, perché poi ha qualche altro testo, ma quello effettivamente, perché lui vorrebbe arrivare, facendo il giro naturalmente del mondo davvero, vorrebbe arrivare là, no? E quindi invece di arrivare per la via alla fine del 400, i turchi hanno effettivamente, diciamo, chiuso in qualche modo, poi non ci sono più i mongoli, la situazione è cambiata completamente, i cinesi hanno chiuso molto le relazioni, quindi tu fai un altro giro, no? Quindi per arrivare in Oriente come si arriva alla fine del 400? O fai come i portoghesi che fanno il cabotaggio dell'Africa e quindi arrivi fino al Capo di Buona Speranza, poi arrivi fino in India, sempre gli stessi anni, no? Oppure fai il tentativo di andare per via trasversale, che è quello che i genovesi, unici, diciamo, parlo di uomini di affari, insieme con i portoghesi fanno nella direzione, e coi castigliani nel caso specifico, nella direzione trasversale verso, e quindi è sempre l'Oriente però il punto finale di questo discorso, devi arrivare in questo. Ora, tutto questo immaginario che riguarda l'Oriente e riempie quindi anche non solo diciamo chi legge questo testo, chi lo usa, ma anche la vita tutto sommato, perché la relazione con il mercato da questo punto di vista è come dire, la via di apertura alla cultura, alla cultura in generale. Questi qua portano da queste zone non solo le merci importanti, per cui tutte le cose che riguardano la farmacopea, tutte le cose che riguardano, non è solo il pepe, voglio dire, le cose che uno pensa che si mette nel cibo, ci sono una serie di altre cose che servono per i coloranti, per la farmacopea, poi ci sono le sete, poi ci sono le perle, poi ci sono tutte le cose più preziose, no? Però ti porti dietro anche la cultura, questa è la cosa interessante, cioè noi abbiamo la certezza che tutto quello che sappiamo è mediato sostanzialmente da questo tipo, quindi il mercato ha una funzione culturale indiretta, ma ce l'ha, perché tu avanti e indietro queste cose provocano comunque dei movimenti culturali, degli interessi, quindi è tutto pieno, anche la stessa casa di Marco è piena di ricordi delle cose che lui si è portato, cioè è una realtà in movimento che va oltre quella che è l'abitudine sedentaria, diciamo, legata alla terra come elemento determinante di ricchezza. Perché questa è la grande differenza in Europa, sta tra chi vive nella concezione ancora che sia legata alla eredità e quindi al sangue, ad una società di matrice cavalleresco feudale, per cui il castello, la casa, bisogna conquistare dei territori e allora vai a fare operazioni militari per prenderti queste cose, ma invece l'uomo d'affari che non gliene importa niente di avere della terra che non rende, come capita in alcune situazioni, prende e rischia e se ne va da un'altra parte a investire denaro, a cercare di prendere merci, a portarle, ma portando le merci porta anche molte altre cose insieme, quindi è una dimensione questa qui mercantile di cui uno apprezza la forza, diciamo, la forza nascente proprio con il milione, perché tu capisci che c'è uno scambio in realtà, cioè lui ti porta dentro un mondo, raccontandoti quel mondo, ti porta dentro quel mondo e tu vieni a sapere, per esempio, appunto in mongoli, io l'ho vista la carta moneta, quella mongola devo dire, non mi ricordo più, forse a Shenyang, in Cina, in un posto dove sono andata una volta, c'è ancora, no? Noi non la carta moneta l'abbiamo in tempi molto recenti, loro l'avevano, poi ne facevano un uso diverso, non era l'uso diciamo nostro della moneta, però insomma ci sono degli elementi di estremo interesse in questo, quindi ci sono scambi di tutti i tipi
E quello che è quindi interessante di questo testo è appunto la varietà di possibilità che tu hai. Quindi quando arriva in mano, diciamo, a qualcuno, non è un testo classico che va benissimo per altre cose, un testo culturalmente elevato di qualsiasi tipo, è una realtà nuova, quindi arricchisce enormemente, quindi è ricercatissimo e quindi ha un grandissimo successo per tutta l'età medievale e naturalmente se lo porta dietro anche nell'età successiva, perché voi sapete Coleridge, altri non so, qualcuno di questi, no? Ci sono poemi che riguardano, e poi c'è Calvino, appunto, lo usa anche per il suo, cioè entra nella parte mitica, nella parte romanzata, nella parte, perché è pieno di, come dire, è la prima apertura. Allora un'altra ipotesi che si può fare, sempre a proposito non tanto di Marco e della pratica di mercatura, insomma, del testo che può essere all'origine di questa, ma dell'operazione che romanza sostanzialmente la narrazione, racconta, diciamo in modo diverso, anche che il romanziere abbia voluto in qualche modo nobilitare la figura del mercante, che, come ripeto, era molto discussa allora come dopo, ma allora ancora molto, in qualche modo nobilitare la figura del mercante facendogli assumere la connotazione del cavaliere di Ventura, in realtà, perché poi il discorso è come un cavaliere descritto anche all'inizio nel prologo di questo testo come uno dei cavalieri medievali che vanno alla scoperta del mondo, che è una figura classica della cultura europea, cioè è la prima figura, no, che noi abbiamo, che quando ci viene in mente il Medioevo pensiamo sempre al cavaliere, no? Al cavaliere che si muove, che va alla conquista di terre, che difende i deboli, che fa, insomma, è una figura eroica, corre comunque l'avventura, quella che si chiama l'avventura in questo, e Marco viene raffigurato un po' come questo cavaliere, cioè un uomo che va verso un mondo nuovo, un mondo ignoto, e diventa, e in questo suo spostarsi diventa vassallo, appunto, diventa un uomo fedele, perché lì c'è l'immagine dello speculum principis di nuovo che viene ripresa, che è molto di moda, diciamo, a quell'epoca in età medievale, cioè la figura del principe che è Kubilai Khan e il suo vassallo, l'uomo fedele, il fedele, che è Marco Polo nella fattispecie. Quindi una trasposizione sul romanzo, diciamo, di una cosa che potrebbe essere all'origine semplicemente un discorso mercantile, puro. E questo è in effetti in grandissima parte. Quindi rimane sempre questa ricchezza, diciamo, questa ampiezza di questo testo, per cui se tu leggi il Milione e ti sposti in quell'epoca ti rendi conto che il mondo è aperto a quel punto, cioè che tu sei un uomo dell'Occidente, come nel caso specifico è Marco, ma che ha di fronte a sé il mondo, e che quindi è l'elogio della figura del mercante praticamente, cioè dell'uomo di affari, cosa per altro verso assolutamente diciamo non condivisibile, nel senso che in realtà però se uno si sposta, esce, diciamo, dall'ambito europeo e si aggrappa a queste realtà italiane, poche, dove questo fenomeno è importante al punto che è arrivato a livello di comando nelle città come Venezia, Genova, Pisa e altre, no? E si rende conto che la storia sta cambiando, e credo che uno potrebbe benissimo leggersi questo testo come un romanzo, ma al tempo stesso come quella che è un racconto storico di un cambiamento che poi per altri versi noi conosciamo, raccontato da tante altre cose che è inutile adesso qui ricordare,
come l'età degli orizzonti aperti. Questa è effettivamente l'età degli orizzonti aperti. La storia prima del 200 è qualcosa di diverso. Dopo il 200 è la storia del mondo, comincia a essere la storia del mondo. E questo testo è il fatto che appunto sia nelle mani ancora 2 secoli dopo di chi va alla scoperta, chi va per un'altra strada, vuol dire che l'apertura del mondo è affidata tutto sommato ad alcune città, ad alcuni uomini di città che hanno avuto la forza, il coraggio, il sistema anche stesso che li ha proiettati in una dimensione diversa rispetto agli altri. E quindi Marco è diventato per questo così importante, tuttora è considerato. Poi uno può ragionare, come ripeto, in tantissimi modi sul testo, sul personaggio, però questa è la sostanza. Il testo rimane ancora oggi un testo, secondo me, un testo storico essenzialmente, cioè ti racconta la storia di un momento specifico e quindi tutto sommato valeva la pena, credo, di parlarne un po'. Grazie. Grazie mille. Allora, una considerazione mia, poi se ci sono domande passo il microfono. Io ho trovato davvero molto interessante, e si capiva già dal titolo, il puntare l'accento da un lato sul mercante e dall'altro sul libro, perché sono davvero le 2 chiavi di lettura. E in particolare ho trovato affascinante e contemporanea la chiave di lettura del libro che presenta tanti possibili livelli, perché noi in questo momento siamo assolutamente bombardati dallo storytelling, cioè dal modo di raccontare le cose perché arrivino a un pubblico più ampio possibile, che è esattamente quello che avviene con questo libro. Sì. Io ricordo un'edizione da ragazzina, quindi anche per bambini, per ragazzini, di un libro che ha la chiave di lettura del mercante, la chiave di lettura della storia contemporanea, la chiave di lettura dell'invenzione, la chiave di lettura della fantasia. Quindi veramente credo che valesse la pena e, come posso dire, apre una discussione anche sulle immagini che sono splendide. Io mi occupo di disegno e infatti, e devo dire la verità, una seconda puntata dovrebbe essere quella, perché la narrazione orale diventa narrazione scritta, ma la narrazione scritta diventa narrazione visiva. Sì. E quindi l'immagine ha la sua importanza. Assolutamente, quindi grazie mille, per quanto mi riguarda è stato veramente molto interessante. Grazie. Qualcuno? Sì, io ho una domanda che deriva anche dal fatto che la professoressa Airaldi, è stato ricordato, ha svolto delle missioni in Cina, quindi è andata lì di persona. Mi domandavo, seguendo il ragionamento, a quel tempo si conosceva dell'Oriente quello che riportavano, tipo i mercanti, i libri, eccetera. Attualmente in Cina l'epoca, chiamiamola, di Marco Polo, immagino sarà studiata da studiosi cinesi. Sì, tutti lo studiano. Ma arrivano, no, ma non Marco Polo, cioè la storia della Cina a quel tempo là. Sì. Queste storie, queste indagini storiche arrivano alla storiografia, chiamiamola occidentale, o no? Questa è la mia curiosità. Ma intanto va detto che loro non avevano perché la storia è un prodotto nostro, vorrei dire, cioè è un prodotto che nasce, possiamo andare a Erodoto, ma comunque voglio dire nasce nel nostro mondo. In altri mondi non c'è lo stesso tipo di lavoro storico come noi potremmo, però ci sono degli annali cinesi, ci sono, al mondo arabo ce l'ha, non è esattamente come noi, insomma, qualche memoria c'è e sì, qualcosa si sa effettivamente. Il vero problema in questo caso è che noi andiamo a cercare in realtà i collegamenti da questo punto di vista. E il mondo cinese, perché noi in questo momento siamo nell'età mongola, quindi questa cosa uno se la deve ricordare sempre, perché sono 100 anni, forse più o meno, adesso un po' di più forse anche, in cui c'è questo movimento, aperture in tutti i sensi, in tutti i modi, eccetera.
politico, economico, tutto quello che si vuole, ognuno resta con le sue idee, però in realtà c'è. I periodi cinesi invece sono un po' diversi da questo punto di vista, c'è chiusura. Quindi sì che hai delle notizie, ma è molto meno, ci sono ancora dei viaggi, delle operazioni, però in realtà tu non è che hai lo stesso impulso, diciamo, nonostante che i cinesi siano un popolo mercante, cioè non è vero che non sono, perché i cinesi sono un popolo mercante, non sono, e quindi questo però meno accesso alle cose, invece con i mongoli c'è questo accesso, diciamo, libero a tutto, anche più pacifico, nonostante altre cose che poi sono successe, loro problemi, questioni anche militari, che non è, però in realtà c'era questa possibilità. Quindi notizie di qualche tipo ci sono che riguardano quel mondo lì, sì, una storia dei mongoli, qualcosa, cioè poi ci sono, però quasi sempre, se si riferisce uno a questo periodo, sono quello che raccontano i nostri che vanno lì, cioè questi frati che vanno, che sono tutti presi dal sacro zelo di descrivere tutto, ti raccontano molte cose. Di là tu hai delle notizie, ma non sono notizie, diciamo, in qualche modo, sì, sai che cosa succede in qualche modo, ma non è diciamo collegabile facilmente. Comunque sì, esiste questo tipo di conoscenze e quello che è interessante vedere è quanto sia stretto il rapporto poi alla fine, per esempio col Medio Oriente della Cina, molto, e anche poi qua c'è chi era venuto con me, la Carla Musa era venuta anche lei in un viaggio in Mongolia interna, e lì trovi i segni ancora di queste cose, alla ricerca di queste presenze. I nestoriani per esempio sono una forza nella Cina, e nella Cina e nell'area e nel periodo mongolo. I nestoriani vengono dal Medio Oriente, non vengono poi arrivano i cattolici, ma hai voglia, è sempre una presenza, cioè, allora ci sono relazioni, ci sono segni, ci sono notizie, annali cinesi, ci sono un po' di storia mongola, si sa, però non è la storia la facciamo noi, no, perché la facciamo noi, la scriviamo noi, ecco, più facilmente. Altri popoli ce l'hanno meno, questa tendenza, cioè fanno racconti di dati, di fatti, eccetera. Siamo noi che andiamo sempre a cercare più, quindi sì. Grazie mille per la spiegazione. Volevo sapere, lei ha detto che Colombo aveva letto il libro di Marco Polo. Sì, è tutto segnato. Sì, ma può essere che si sia sbagliato proprio sulle percentuali delle terre emerse e delle acque? Perché lui credeva che l'Atlantico fosse molto più... Sì, che il mondo fosse più piccolo in realtà. Sì, perché cioè aveva contato proprio la percentuale di terre emerse. È colpa sua quella lì, sì. Ma certo, dipende molto dalle informazioni che tu hai, siamo sempre lì, cioè il problema è tu vai a leggere tutti i testi del passato, le carte, e poi ti fai una tua idea. Gli avevano detto che non era vero, perché è famosa questione di Salamanca, eccetera, dove lui viene, che non gli vogliono dare i permessi per andare, proprio per questa ragione, perché qualcuno diceva che non era possibile, e invece lui si intestardisce su questo. Però la cosa importante è che sia andato. No, volevo dire che la Cina attuale sente tuttora l'incubo mongolo. Qualche anno un fa, po' sì, la Grande Muraglia poi nasce per quello. Qualche anno fa a Milano era stata organizzata un'esposizione sull'impero mongolo, è intervenuta l'ambasciata cinese per ottenere la modificazione della presentazione che era ritenuta troppo elogiativa. No, però loro intanto un pezzo di Mongolia se la sono presa, perché la Mongolia interna, che è un bellissimo posto,
perché la Mongolia ce ne sono praticamente due, una è la Mongolia, quella lì che sta dalla parte russa, diciamo di qua, e l'altra è la Mongolia, un pezzo di Mongolia che invece è in Cina sostanzialmente, quindi è cinesizzato, anche molto interessante questo, di grandissimo interesse, quindi quindi un pezzo di Mongolia però è diventata un po' cinese, non so come dire, cioè Mantè, bellissimo posto, a quanto mi dicono, noi siamo andati che era un periodo in cui cominciava a crescere dal punto di vista, perché bellissimo posto, bellissimo, con questi cavalli, queste cose verde, tantissimo verde, insomma tutte queste cose qua, e pare che sia diventato turisticamente un posto di grandissimo interesse e di grandissimo rilievo, dove appunto quelli che possono vanno appunto in vacanza. Quindi l'aspetto mongolo è un po' difficile da definire, perché la Mongolia, quella che ha, diciamo, la parte occidentale, sta in una dimensione, un paese, la Mongolia interna è una regione della Cina, quindi è una cosa cosiddetta un po', insomma, un po' diversa. No, comunque. C'è una coppia a Genova del Migliore? C'è una coppia a Genova del Migliore? Alla Berio. Sì, ma sì, no, perché il problema effettivamente di questo, poi ci sono le varie appunto versioni, la versione francese e anche quella toscana, un po', poi quella insomma volgare, poi quella latina che viene fatta, quindi ci sono diverse, tanto per dire quanto il testo poi alla fine interessasse, perché se no non è che... E la diffusione, adesso io non mi ricordo bene, ma mi pare di ricordare, perché non è un settore che poi anche se ne siano occupati a Venezia, per esempio, un convento che l'abbia fatto, cioè... perché è un testo considerato basilare da un certo punto di vista. Quindi quelli che dicono, come fanno certe volte quando lo criticano, dice ma non viene mai fuori delle cose che io adesso non ricordo esattamente, ma qualche studioso che dice ma non parla mai delle donne cinesi coi piedi, quelle lì, insomma, che l'ho ancora viste, io mi ricordo prima volta in Cina, o non so, tutte quelle cose che dicono, ma in realtà lui parla di un altro mondo, non di quello in senso stretto cinese. No, ma poi uno parla di quello che vuole, naturalmente. Altri interventi? Sì. No, ho sentito con molto interesse questa conversazione su questo grande personaggio che era Marco Polo, appunto, però mi sono chiesto una cosa. Tra gli autori del Medioevo il più celebre nostro ovviamente è Dante. Dante non lo nomina, ecco, non lo nomina perché non le interessava in quanto mercante o per motivi più complicati, motivi diversi, perché se la notorietà del libro e la diffusione del libro ovviamente copiato in forma amanuense era così grande, come mai? Epoca. Sì, però il problema del Medioevo o anche di altre epoche è proprio questo, che adesso perché noi lo celebriamo perché il testo ha avuto una diffusione, perché il testo in realtà poi Marco era una persona come tutte le altre, Marco Polo, cioè vorrei dire noi non è una persona, è un po' come il caso in un certo senso di Colombo, adesso non voglio fare però sono persone, Colombo o altri anche, tu sai solamente le cose di cui ti dicono qualcosa, delle persone di cui ti dicono, quindi o sono re o sono personaggi di un certo livello, eccetera, ma tu non hai sulle persone normali, tant'è vero che noi non sappiamo di tanti personaggi l'origine, e neanche su Colombo si continua a dire figlio del Papa, per esempio, tutte queste cose qua, no? E alla fine tu, perché non hai certezze, non hai un atto di nascita, non hai niente, poi il personaggio diventa famoso perché lo fai diventare famoso, non so come dire, ma non è che il personaggio è famoso nel momento in cui fa le cose. Quindi Dante, a mio avviso, Dante non sapeva nemmeno chi era Marco Polo, cioè voglio dire adesso, e l'altro no, ci voleva tu, probabilmente faceva dell'altro, perché poi più o meno vivono nello stesso momento, no? Quindi cosa vuoi sapere? Non sai niente della gente tu a quell'epoca lì, niente. Quindi è anche difficile, è già difficile saperlo
per gente, per teste coronate, per personaggi, perché il personaggio è costruito poi alla fine, o qualcuno scrive una biografia e dice sul momento e dice questo è, che ne so, io adesso non me ne viene in mente nessuno, ma insomma l'abitudine di scrivere sul grande guerriero, sul re, insomma c'è contemporaneo, invece c'è sempre il cronista o quello che scrive, ma sulle persone, Marco Polo è una persona normale, non è una persona fuori dal normale, è una persona normale come lui, perché è bello questo discorso, che la celebrazione del mercante, i genovesi per esempio non gliene importa niente che ci siano, eppure erano voglio dire, non scrivevano niente di quello che facevano, non gli veniva in mente mai di fare un manuale di mercatura, perché non si sa mai, non si poteva dire niente, non è mica dirlo. Quindi lo fanno i veneziani e lo fanno i fiorentini, i toscani, diciamo, perché è una tradizione che si sviluppa in quelle. I genovesi, meno la gente sa, meglio è. E tu, se non sei proprio il figlio del Papa, davvero, voglio dire, non è che a quell'epoca sei qualcuno, lo diventi in funzione di qualcosa che hai fatto. Non è una cosa così semplice, perché noi poi abbiamo tutte le costruzioni sui personaggi, quindi per certi aspetti, quindi non poteva nemmeno saperlo. Cioè era un prigioniero, per esempio, anche a Genova, lui era un prigioniero della Curzola, cioè della battaglia, e c'è quell'altro era un prigioniero probabilmente della Meloria di qualche anno prima, cioè stavano lì tutti e due. Così il racconto è dato in questo modo. La curiosità ancora ultima di questo racconto è molto interessante di nuovo, che è una prigione genovese, un mercante veneziano e un romanziere pisano, cioè le tre effettive, perché poi Amalfi a quel punto è come se non ci fosse, no? Non c'è più, non c'è niente che ricordi cioè c'è ma non è. È anche interessante il gioco sui tre, che è anche interessante. Uno potrebbe dire è costruito perché è fatto apposta in qualche modo, no? Comunque è interessante perché valorizza una figura. E quindi i cinesi ancora adesso sono pazzi per Marco. Tu trovi Marco Polo nel Mar Nero, trovi il nome di Genova dappertutto, no? Sulle cose trovavi. Se vai in Cina è Marco Polo dappertutto, persino i ristoranti, voglio dire, cioè Marco Polo conta, Ponte Marco Polo, c'è tutto, perché è diventata una figura simbolica, quindi è quello che fa, ma altrimenti i contemporanei su questi personaggi non dicono niente, cioè tu lo sai sempre, anche Colombo lo stesso, cioè per i contemporanei anche subito dopo non gliene importa niente a nessuno, meno se ne parla meglio è. Questo è, quindi sempre è un po' diverso da adesso, che se non vanno in televisione non sai chi sono, lì allora non c'era. Ho letto recentemente un libro di cui conoscevo l'esistenza, che è quello di Luigi Barzini sulla Pechino-Parigi del 1907, che mi ha colpito tantissimo, nel senso, visto che parliamo della Cina, che da Barzini trasuda il più assoluto disprezzo per i cinesi. Cioè i cinesi, secondo lui, vedono passare la macchina, ed era la prima volta che vedevano la macchina, e non si girano neanche. Non si girerebbero comunque per non dare soddisfazione. E il commento è che l'ignoranza dei cinesi, insomma, era... ecco, una cosa che mi ha colpito, io sono stata in Cina solo recentemente, l'anno prima della pandemia. Una cosa che mi ha colpito come straordinaria è che tutte o quasi le persone che incontravo in Cina mi volevano fotografare, come fossi un vitello con due teste. Cioè ero un oggetto stravagante per loro. Ma a me dipende da tante cose. Questo era impressionante, però. Sì. Cioè, quello che volevo dire è che noi occidentali non siamo ancora così noti in Cina, fisicamente, storicamente. C'è un atteggiamento, non so cosa pensi.
Ma io dovessi dirti, non ho avuto proprio questa sensazione, certo dipende da tanti fattori, in quali posti vai, quali persone vedi, insomma, certo, è diverso a seconda dell'ambiente dove ti muovi sostanzialmente, come in tutti i posti d'altronde. Certamente, io credo che non sia così proprio completamente, credo che ormai la presenza sia una cosa acquisita, non mi sembra strano. Allora certamente poteva essere questo, perché era un momento molto diverso, quello di Barzini, quando la Cina non era così, ecco, aperta e così, c'erano tanti problemi di questi cinesi che venivano come forza lavoro anche in Occidente, in America, cioè voglio dire, ci sono tutte delle storie molto, molto diverse. Adesso io credo, non saprei, dico la verità, non mi ha dato mai questa impressione. Certo, se vai un po' più dentro il paese, è un paese talmente grande che tu puoi avere, no? Io non so, visto che abbiamo le... Sì, noi sono un po' di anni che siamo andati lì, sì. Cioè appunto dipende da dove vai, cioè il problema è questo, perché no, per vedere perché sei diverso, sì. Sì, ma adesso sono un mucchio di anni, devo dire. No, ci sono cose, io credo che oggi sia meno. Di esperienze di Cina, io sono andato a Xi'an, Xi'an è un altro al tempo di Mao, sì. Che era un giovinastro, e c'ero andato con l'università, cioè con l'Ansaldo, a dire la verità, vabbè, e ci siamo persi per Xi'an, io e il mio capo che aveva 2 anni più di me, quindi lui ne aveva 30 e io 28, cioè, per dire. A un certo punto ci siamo guardati e dice, e ora? Sì, perché non c'è il nome non c'era niente. Ci saranno state 500 persone che ci hanno accompagnato all'albergo. Tutti contenti, sorrisi. Sì, beh, certo, io non ho avuto questa... Sì, dipende da dove sei. Adesso invece se andate in anche. Cina adesso succede questo, un mio amico cinese, genovese, è andato a trovare i genitori, è andato in stazione, si è presentato davanti alla telecamera perché non c'è più nessuno, la telecamera l'ha guardato e gli ha detto buongiorno dottor, non faccio il nome, dove va? E dice vado a trovare i miei genitori a Xi'an, perché è di Xi'an. Ecco il biglietto, buon viaggio. Al che gli ho detto ma ti rendi conto che ti fanno i fatti tuoi? Sì, però in Cina se non fai così scoppia una rivoluzione. E quindi io non so, adesso sono anni che non ci vado, quindi non lo so. È tutto macchine elettriche? Sì, io devo dire che mi ricordo molte città che ho visto che sono cambiate completamente, però città che erano piccole, diciamo, nei primi viaggi appunto, che poi sono diventate grandi città, insomma città industriali, eccetera. Ora, poi la presenza... dipende un po' da cosa fai, certo per la strada può essere facile che qualcuno, non mi è mai successo salvo la Mongolia interna, ma allora quando ci siamo andati in quel famoso viaggio era ancora l'inizio io credo che adesso sia molto diverso perché è diventata una zona appunto di villeggiatura alta, credo, e quindi sì, non lo so, ecco. Allora, grazie. Prima di salutare ricordo che lunedì prossimo, sempre alle 17, c'è la relazione di Marco Pallavicini, accademico, su esplorare l'universo con le onde gravitazionali, il progetto Einstein Telescope. Quindi lunedì prossimo alle 5. Grazie mille, grazie veramente. Grazie a voi.